Buongiorno, io sono Vez e benvenuti in questo nuovo video di Pillole di economia. Oggi andiamo a parlare di contributi, quella voce nella busta paga che vi fa capire che c'è un divario enorme tra il vostro stipendio lordo e quello netto. I contributi quindi sono la ragione per la quale se prendi 2000 euro lordi, alla fine ti verranno dati effettivamente molti meno soldi di quei 2000, ad esempio 1500. E a questo punto molte persone si chiedono dove vanno a finire tutti quegli altri soldi? Nel video di oggi trascureremo tutte le imposte, i vari IRPEF e cose del genere. Parleremo solo dei contributi previdenziali. Infatti il nostro sistema pensionistico attualmente in Italia è chiamato anche sistema previdenziale e vedremo tra poco perché. Nella pratica i contributi sono quei soldi che vengono versati per avere una pensione garantita. Questo sistema previdenziale si poggia su 3 pilastri. Il primo pilastro è noto come previdenza obbligatoria di base e si tratta di quei contributi che tutti quanti dobbiamo versare all'INPS obbligatoriamente. E a questo punto tutti si chiedono come mai dobbiamo versarli obbligatoriamente? Perché questa parte di contributi un giorno costituirà la vostra pensione. Dovete vederlo come una specie di risparmio personale degli individui. Ogni mese al posto di mettere i soldi nel salvadanaio li mettete nelle casse dell'INPS che li tiene per voi. A questo punto quando raggiungerete i requisiti per andare in pensione non avrete più uno stipendio. Ed è proprio qui che entra in gioco quello che avete dato voi all'INPS durante tutta una vita di lavoro. A questo punto infatti potrete ricevere la pensione, che non sono nient'altro che i soldi che voi avete dato all'INPS che vi tornano indietro, non tutti in una volta ma piano piano. Percependola ogni mese infatti è come se sarà un vostro stipendio. Ma i contributi da versare, a quanto ammontano? Su un piano puramente teorico dobbiamo versare tanto quanto ci serve per garantire il minimo vitale a una persona. Lo Stato in pratica ti dice, tu devi versarmi una quantità di contributi tale che un giorno tu potrai vivere solo di quello quando andrai in pensione. È come se lo Stato obbligasse le persone a risparmiare. Non solo però, questo primo pilastro di previdenza obbligatoria si basa su un sistema di ripartizione che adesso vi spiego cos'è. In breve, i contributi che pagano le persone lavorando oggi servono per pagare la generazione di ieri. Questo significa che solo idealmente l'INPS risparmia i vostri soldi, in realtà li usa per pagare le pensioni di oggi. In pratica è da vedere in quest'ottica, se tu stai lavorando oggi, stai pagando la pensione dei tuoi genitori o dei tuoi nonni. Un giorno, quando sarai tu in pensione, la tua pensione verrà pagata dai tuoi figli e dai tuoi nipoti. Questo sistema è noto come sistema retributivo e ha funzionato per un po' di tempo perché esistevano determinate condizioni di equilibrio. Quella principale è il fatto che le persone in pensione fossero molte meno rispetto ai lavoratori. A questo punto però da qualche tempo si sono modificate queste caratteristiche. L'Italia non è più una nazione con una crescita demografica potente e soprattutto c'è un alto tasso di disoccupazione, quindi sono molti meno i lavoratori. Questo fa sì che ci siano tante persone in pensione e poche persone che lavorano. Ricordatevi che chi non lavora non versa i contributi. E a questo punto, se ci sono poche persone a versare contributi e tante pensioni da pagare, l'INPS fa tanto fatica a pagarle. Ed è per questo che a metà degli anni 90 è stato introdotto il secondo pilastro, cioè la componente a capitalizzazione. Questo sistema è molto complesso, quindi cercherò di trattarlo in maniera proprio basilare. L'INPS si è trovata davanti a una situazione nella quale ci sono tanti pensionati e pochi lavoratori. Pochi lavoratori versano pochi contributi non sono abbastanza solitamente per pagare tutte le pensioni. Se l'INPS si trova nella situazione in cui i pensionati sono pochi e i lavoratori sono tanti, quei tanti lavoratori pagano tanti contributi, di più di quanti soldi vanno erogati poi ai pensionati. A questo punto quindi c'è un'eccedenza. L'eccedenza sono i soldi in più, per capirci. Questo sistema a capitalizzazione prevede che si prendano quella parte di riserve tecniche, le eccedenze, e si investano sul mercato. Dagli investimenti solitamente tornano dei guadagni e quindi l'INPS nel momento in cui si trova con tanti pensionati e pochi lavoratori e quei pochi lavoratori non riescono a versare così tanti contributi da pagare tutti quanti i pensionati, può attingere da queste riserve, compresi anche gli interessi, per far fronte ai pagamenti dei pensionati. Questo sistema è anche detto previdenza complementare ed è completamente volontario. Tu, se vuoi, puoi non aderire, lo Stato non ti obbliga. A questo punto un'altra voce interessante della busta paga è il TFR, il trattamento di fine rapporto. Il TFR è una somma che tu accantoni e che puoi lasciare o in azienda o in un apposito fondo pensione. Questi fondi pensione prendono il TFR di tante persone e lo investono in attività finanziarie per accrescerne il valore.
Esiste poi il terzo pilastro, anche questo a base volontaria, quindi non è obbligatorio, nel quale tu destini dei fondi per la tua pensione che verranno però investiti individualmente, non vengono tenuti tutti insieme come nel precedente caso. Si chiamano PIP, i piani individuali pensionistici. Per concludere questo video voglio dirvi un'altra cosa interessante. La domanda è: che cosa succede se io ho versato per tanti anni contributi e poi muoio? I contributi che hai versato sono calcolati anche tenendo conto dell'eventualità della morte del lavoratore e quindi esistono le pensioni di reversibilità. Se il lavoratore ha versato i contributi per più di 15 anni, a quel punto questi contributi verranno destinati ai superstiti. Lo Stato infatti garantisce ai parenti del defunto una somma percentuale di questi contributi versati. Per capire la percentuale che andremo a prendere in reversibilità, bisogna tenere conto di due caratteristiche principali: il grado di parentela e la retribuzione del parente. Esistono diverse tipologie di famiglia, ma noi vedremo solo quelle principali. Se c'è solo il coniuge e quindi niente figli, gli spetterà il 60% della retribuzione. Se esiste il coniuge e un figlio, o una figlia ovviamente, la retribuzione sarà dell'80%. Se invece ci sono 2 o più figli con il coniuge, allora sarà del 100%. Tutto questo avviene nel caso in cui la persona che usufruisce della pensione di reversibilità guadagni meno di 3 volte, quindi del triplo, dell'assegno minimo previdenziale. Se guadagna il triplo, cioè circa 1.500 euro, allora gli verrà tolto il 25% della somma. Se guadagna il quadruplo, quindi circa 2.000 euro, gli verrà tolto il 40%, mentre se guadagna più di 5 volte tanto, allora gli verrà tolto metà dell'assegno. Abbiamo messo tanta carne al fuoco in questo momento e le domande potrebbero essere tante, quindi fatele qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, io vi invito a mettere like, commentare, condividere, iscrivervi e attivare la campanellina, mi raccomando, è importante, ma soprattutto tra poco arriveranno dei riquadri con altri video bellissimi, quindi andate e cliccateli.